Terza corsa, confronto sul miglio riservato ai gentleman, condizionata, che vede al via 10 cavalli dopo il ritiro di Bluebell Call, lo schieramento 1 Zodiac Sea, 2 01 MMG, 4 Diva A, 5 Special Matto, 6 Bimbo di 1000, seconda linea 7 Ulisse LL, 8 Plitvici Draghi, 9 Baltimora dei Mag, 10 Tarek, 11 Emily Pan, ed è proprio Emily Pan la favorita, numero 11 Michela Rossi, controfavorito 01 MMG. Macchina che stacca veloce dall'esterno Special Matto, che scavalca tutti e va in breve a condurre nei confronti di 01 MMG, rimane all'esterno Diva A. Lungo la corda in terza posizione Zodiac Sea, mentre già in terza ruota Emily Pan, che viene via dopo 200 metri di gara completati in 15,3. In vantaggio c'è Special Matto, 01 MMG in scia, all'esterno Emily Pan. Emily Pan scatta al suo esterno, Special Matto prova a replicare, Emily Pan si avvantaggia parzialmente ma non riesce a sfilare, così se ne vanno 400 metri svelti in 36, che Emily Pan percorre ovviamente in minor tempo perché partiva dalla seconda fila col numero 11 e ora i primi due si distaccano insieme a 01 MMG, se ne vanno i primi 600 di gara e ora al completamento del mezzo miglio insiste Emily Pan per avvantaggiarsi su Special Matto, ancora non riesce a sfilare però 59,8 i primi 800, rientra ancora Special Matto e Emily Pan rimane così scoperta all'esterno. All'attesa invece 01 MMG, l'errore di Emily Pan dopo un chilometro numero in 1,15. 11 Emily Pan squalificato. In vantaggio Special Matto, a questo punto a buon gioco 01 MMG che va all'attacco a sua volta di Special Matto. 400 alla conclusione con 01 che tende ad avvantaggiarsi su Special Matto che vende cara la pelle. È passato 01 MMG a 300 dalla conclusione e cerca di allontanarsi, ma intanto cerca di intervenire anche all'esterno Ulisse LL, mentre Zodiac Sea è chiusa alla corda. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con 01 MMG in vantaggio. A centropista lo scatto di Ulisse LL, vince però nettamente 01 MMG. Il secondo posto è per Ulisse LL, al terzo ancora Special Matto che controlla Zodiac Sea 1,16,1 con 31,7 a chiudere, parziali invertiti. La vittoria comunque netta per 01 MMG, Vincenzo Vitaliano per il training di Andrea Vitaliano e il colori del signor Vincenzo Vitaliano che esulta in salchi al proprio portacolori 01 MMG.